Oggi parliamo dei traumi, ovvero tutti quegli incidenti a cui possono andare incontro i nostri bambini. Quando parliamo di bambini, appunto, ci rivolgiamo all'età compresa dall'anno alla comparsa dei segni puberali. La cosa importante da capire è che i traumi cambiano per la fascia pediatrica in base all'età. Quindi cerchiamo di distinguere la tipologia degli eventi traumatici sulla base di alcune fasce di età. Ad esempio, l'età compresa tra 0 e 1 anno, che abbiamo identificato insieme come lattante, età lattante, è un'età particolare in cui i più piccolini imparano a muoversi, ma si spostano principalmente sul piano orizzontale, ancora non sanno camminare. Nella stragrande maggioranza dei casi i traumi in queste circostanze vengono causati, anche se involontariamente, dai genitori o dai nonni, perché spostando il piccolino la testa può sbattere contro un angolo, contro una parete, oppure possono inavvertitamente far cadere il piccolino. Dall'anno di età in poi invece la tipologia di trauma cambia. Infatti per quanto riguarda la fascia di età dall'anno ai 3 anni, i bambini, lo sappiamo benissimo, imparano a camminare più velocemente, a correre, a fare le scale, a saltare. Quindi inevitabilmente si va incontro a dei traumi diversi, la caduta piuttosto che la ferita. E cosa peculiare, in questa fascia di età sappiamo che i bambini non hanno ancora maturato la percezione del pericolo, quindi sbagliano, fanno degli errori e imparano da questo, ed è bene che sia così. Dai 3 anni, quindi dai 3 anni in su, dai 3 anni ai 10-11 anni, i bambini hanno e maturano un controllo motorio migliore, quindi sicuramente corrono, giocano all'aperto con i loro amici, e la tipologia di trauma più frequente può essere la caduta, anche qui la ferita ma causata da attività diverse. Dopodiché dai 10-11 anni di età fino all'età adulta i ragazzi iniziano a utilizzare la bicicletta, lo skateboard, il monopattino oppure i rollerblade e via dicendo. Quindi si trovano ad affrontare degli ambienti diversi da quelli domestici e vanno inevitabilmente incontro dei traumi diversi. Nei video successivi vedremo insieme come gestire i principali traumi per ciascuna fascia di età.